Gentili telespettatori, ben trovati nuovamente dalla redazione di TPN Veneto. Un pomeriggio tragico, dunque una notizia che ha dato già il nostro direttore. Ci ha colpito un lutto anche un po' personalmente per la nostra TV, perché è deceduta Valentina Menazza, figlia del già sindaco Walter Menazza, che abbiamo intervistato più volte quando lui era amministratore, primo cittadino di Musile, ma anche è stato presidente del GAL per un periodo. Siamo riusciti a procurarci la foto di questa splendida ragazza che purtroppo è deceduta in un incidente stradale dalla dinamica agghiacciante, nel senso che Valentina è finita a Romanziolo contro un palo in cemento utilizzato probabilmente per il trasporto della linea telefonica, un palo posto vicino a un segnale stradale. Questo ha fatto sì che la Fiat Punto entrasse dentro, si infilasse tra il palo e il segnale stradale. Per lei non c'è stato nulla da fare, forse quel segnale stradale andava posizionato in un luogo magari meno pericoloso, in un punto sicuramente più adatto, forse senza quel palo in mezzo alla via la ragazza si sarebbe potuta salvare, ma questi sono discorsi che purtroppo lasciano il tempo che trovano. La ragazza purtroppo è spirata sul posto, l'urto è stato devastante, la Fiat Punto si è disintegrata contro questo palo e per Valentina non c'è stato nulla da fare. Scorre di nuovo il sangue giovane dei ragazzi del Veneto orientale sulle strade, una strage senza fine che non trova purtroppo colpevoli. Forse è il caso che ci si ribelli a questo stato di cose, ma dopo un funerale normalmente tutti tornano alla vita di prima. Cambiamo argomento, passiamo. Dovremmo avere degli aggiornamenti per quanto riguarda l'incidente di Noventa di Piave. Di Romanziol di Noventa di Piave. Ringraziamo il collega Giovanni Monforte della Nuova Venezia che ci ha fornito alcune informazioni importanti su Valentina. Valentina era una studentessa modello di conservazione dei beni culturali a Venezia, frequentava quindi l'Ateneo veneziano, l'Accademia veneziana. La Fiat Punto era una macchina piuttosto vecchia, quindi tra le ipotesi che vengono prese in considerazione per spiegare la fuoriuscita mortale c'è anche quella di un guasto meccanico. Io ho intravisto un attimo da qualche sito, non siamo riusciti a tirarle giù per ovvi motivi le foto dell'incidente. Insomma, è una macchina piuttosto vetusta degli anni 90 e quindi si lavora su questa ipotesi, anche perché risulta che la ragazza fosse molto prudente alla guida e che quindi possa essere anche stata colta da malore. Tra l'altro la macchina non sembra neanche tanto danneggiata, quindi è davvero inspiegabile come sia potuta morire sul colpo Valentina Menazza, che lascia anche un fratello. Possiamo cambiare argomento, lasciare da parte definitivamente questa tristissima notizia.